Allora, rieccoci, il sindaco risponde all'ultima parte, 20 e 16, 17 minuti più, minuto dopo, scusatemi. I numeri li avete visto per interagire con noi, 049 80 77753, telefonate 345 33 411 71 per i messaggi, il sindaco risponde @gruppo-tv7.com per le email durante la settimana e ci siamo anche sulla piattaforma di Facebook su iReporter. Messaggi, un'altra serie, 4 messaggi, andiamo a vederli e a leggerli. Molte auto Euro 6 o elettriche, come mai l'inquinamento non cala? Forse sono gli uffici pubblici fuori norma? Grazie, no. Luigi. No, gli uffici sono perfettamente norma, non per merito mio, era già norma, tutto a posto, non c'è assolutamente. Noi abbiamo una conformazione geografica purtroppo molto particolare. La Regione Veneto è bellissima, però siamo nella classica, tra virgolette, buca, per cui non abbiamo vento, non solo, parlo di tutta la pianura padana, per cui non siamo solo noi. Quello che dobbiamo fare è combattere in continuazione, sia per quanto riguarda le auto, sia per quanto riguarda l'inquinamento, non degli edifici pubblici ma degli edifici privati. Ogni anno miglioriamo qualcosa, però vi garantisco che non è facile, l'impegno è massimo. Bisogna piantare alberi, bisogna fare verde, bisogna cercare ognuno di noi abbassare il riscaldamento di 1 grado, vuol dire consumare meno, inquinare meno. È una cosa che si fa tutti assieme. È vero che aumentano le auto elettriche, è vero che aumentano anche l'Euro 6, però vi ricordo non abbiamo vento, di conseguenza il problema c'è e persiste. Anche le domeniche ecologiche, ma anche la Regione Veneto ha fatto le domeniche ecologiche, in cui siamo obbligati a farle, però la Regione Veneto le fa perché il governo se ne è sanzionato dall'Europa proprio per l'inquinamento, per cui noi le facciamo, ammetto, non è il palliativo per risolvere tutti i problemi, però per dare una motivazione la gente cerchiamo di andare in bici, cerchiamo di andare a piedi, cerchiamo di prendere l'autobus pubblico, cerchiamo di, ognuno, se collabora ognuno andiamo meglio. Purtroppo è vero che l'inquinamento crea problemi di salute ai bambini, agli anziani. Allora, ascolti, prima di leggere l'altro messaggio, Vito che ha parlato di bus, avete stanziato di soldi a Mandria, la Mandria per fare cosa? Per via di quel bus gli abitanti sono lamentati perché avete fatto il tragitto? L'assessore D'Agona ne ha parlato oggi. Le ho mandato anche un filmato che mi avevano mandato. L'ho visto, vedo tutto più o meno. Allora, ne ho parlato oggi con l'assessore D'Agona, abbiamo già finanziato un progetto di fare una nuova piazzola per quanto riguarda l'autobus, per cui verrà risolto in maniera definitiva. Anche questo mancava la copertura delle spese, penso partirà a brevissimo. Perfetto. Allora per cui abbiamo risolto il problema che era veramente perché qualcuno voleva, qualcuno no, abbiamo risolto il problema. Sì, la maggior parte merito dell'assessore D'Agona. Sindaco, da quello che abbiamo ricevuto qui nella nostra redazione, la maggior parte non erano favorevoli a questo spostamento degli autobus. Da quello che abbiamo ricevuto abbiamo allungato il percorso. Abbiamo fatto una piazzola per quanto riguarda l'autobus, adesso è risolto il problema, era quello che voleva la gente, risenti. E abbiamo risolto il problema. Andiamo con il secondo messaggio. Come andranno i tram senza corrente elettrica, visto il grosso problema dell'energia? Dio mio, il problema dell'energia è un problema importantissimo. Il governo se ne sta occupando in maniera, il ministro Cingolani con il presidente del Consiglio Draghi si sta occupando in maniera importante di questo problema. Non è un problema di Paolo, non è un problema italiano, è un problema europeo, i costi energetici, in cui solo il governo, l'Unione Europea può risolverlo. Ovviamente saranno risposte importanti sotto l'aspetto energetico. Serve un piano energetico nuovo, presumo, fatto dall'Italia, fatto dall'Europa, e bisogna rivedere un attimo il tutto. Non entro nei dettagli perché non li conosco, però so che il governo si sta impegnando in maniera importante su questa fase. Ricordo anche che ha già messo 8 miliardi del governo per dare un aiuto per quanto riguarda abbassare
i costi energetici, però veramente un discorso impegnativo, molto impegnativo. Senta, prima di avere gli altri messaggi, Sindaco, un altro tema da porle, che è anche un tema scottante per via di questi aumenti. Ovviamente stanno aumentando il gas, la luce in maniera considerevole, questo addirittura prima della guerra, dunque si presume che dopo la guerra aumentano ancora di più. Molte famiglie vanno in difficoltà o hanno il potere di acquisto molto ridotto visto che lo stipendio non è aumentato. Ecco, il Comune, la Regione, la Provincia, lo Stato farà qualcosa che lei ne sappia con questi cittadini che hanno necessità di vivere in una maniera decorosa, perché se poco prendevano gli tolgono anche quel poco, lei capisce benissimo che il vivere diventa davvero un'impresa. È un problema decisamente importante. Prima la guerra ha creato ulteriori problemi anche sotto l'aspetto. Io vado spesso volentieri a parlare con gente al mercato, gente, per capire proprio la sensazione. C'è una sensazione tremenda in questi giorni di paura, di panico, perché la guerra è un termine tremendo. Guerra. Io quando l'ho sentito la prima volta che è stato invaso un altro paese, l'Ucraina, credo di aver capito male, e la gente di questo ha paura. Oltre a essere un problema umanitario importantissimo, sono donne, bambini, gente che va, veramente, a me pare ancora un incubo sta facendo. Crea anche problemi sotto l'aspetto sociale, costi, perché sono aumentati a misure i costi energetici, i costi di carburanti, qualsiasi cosa, che vuol dire che il tutto non è solo le bollette, gas, o piuttosto che energia elettrica. Quindi si farà qualcosa, le chiedo rapidità perché abbiamo telefonato ancora messaggi, arrivano tutti adesso. È il governo che deve pensare, il comune ha poca, vuol dire miliardi, solo il governo può fare cose. E siamo come ANCI, come associazione di sindaci, abbiamo chiesto e il governo sta operando in questo senso. Sta operando in tal merito. Telefonata, sentiamo la prima della serata, ha mandato tanti messaggi, mi diceva Elisabetta Francesco, però la telefonata è la prima, quindi è d'obbligo passarla. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, mi chiamo Pier Giorgio e chiamo dal Binasio. Prego Pier Giorgio. Sì, buonasera, io sono un neopensionato autista degli autobus di linea urbani e extraurbani, quindi un uomo che è stato in campo per abbastanza anni. Dalla voce sembra più giovane. Direi anch'io. Sì, anch'io. Grazie. Condivido. Sono riuscito a scappare. Prego. Grazie. Allora, innanzitutto apprezzo il sindaco di Padova. Bisogna dare atto comunque che è una persona che si sta dando da fare, logicamente certo comunque anche tenuto conto anche della situazione in cui tutti noi viviamo, sia economica che sociale, ma mi riferisco un attimo al discorso del traffico, signor sindaco. Noi sappiamo benissimo che Padova è una città antica, dove le strade sono quelle che sono, la larghezza soprattutto delle strade sono quelle che sono, quindi non possiamo prendere Corso Milano e buttare giù i palazzi per fare transitare due piste due corsie da un lato e due corsie dall'altro. Questo è al Binasio, zone Stiazzi, eccetera. Quello che ormai sono anni che, diciamo così, nessuno ha mai fatto, perché questa è la realtà, dopo c'è un discorso politico sotto, è quello di iniziare una politica vera di bloccare le macchine, perché fin tanto che noi permetteremo sempre a questo traffico, a parte adesso con 2 euro probabilmente forse la gente inizierà un po' anche a capire di usare più i tram, però il tram, sia il tram che anche gli autobus, ma sì, certo, è una cosa importante che le chiedo una sintesi della domanda. Non viene obbligata, ripeto la parola obbligata, a fermarsi in determinate zone della città, quali lei sa benissimo, per esempio che in Carola può essere il parco dove c'è il parcheggio lì dei Colli, eccetera, eccetera, e con parcheggi scambiatori fatti in una certa maniera, quindi anche con un numero di autobus maggiori che permettono anche alla gente giustamente di andare in centro, eccetera, eccetera. Noi tra 10 anni, se grazie a Dio ci saremo ancora, avremo sempre le stesse cose. Perché? Perché se la gente non viene toccata sul portafoglio e non viene obbligata, ripeto la parola obbligata, a fare queste cose, da come la vedo io essendo stato con l'uomo Pier Giorgio, grazie della telefonata per diversi anni, non ce la faremo. Capisco che anche da un discorso politico non è facile,
Va bene. Perché voglio dire, si va a toccare interessi, si va a toccare... Pier Giorgio, grazie, la telefonata è stato molto chiaro, le chiedo anche scusa perché siamo in chiusura, ancora delle cose da chiedere al Sindaco, però il Sindaco le risponderà rapidamente. Prego, Sindaco. È una domanda molto interessante. Non mi piace l'obbligo, il concetto di obbligo. Preferisco puntare sulla logica della volontà, nel senso, l'ho detto prima, se uno ci impiega meno tempo col tram, dal punto A al punto B, senza problemi di parcheggio, e così evitando l'auto, io penso che sarà utilizzato il tram in maniera veramente esponenziale. Vi ricordo 20 milioni di persone. Poi voglio fare un altro esempio. Provate a pensare che alla cella togliamo il tram. Vedete cosa succede? C'è un disastro con le auto, ma un disastro. Ci vuole tempo per abituarsi, lo sa anche lei, no? Ma praticamente diciamo. Ma provate a pensare setta tram ogni volta che c'è qualche problema. Però, nessun problema. Sindaco, mi scusi, il telespettatore chiedeva proprio questo, l'unica cosa che chiede in più, per fare questo dice i parcheggi scambiatori, ovviamente bisogna sfruttarli un po' meglio. Quando c'è il tram, i parcheggi scambiatori funzionano perfettamente. Quando c'è il tram. Con gli autobus un po' più difficile, basta pensare al parcheggio a guida, è sempre strapieno, l'azienda ha capito perfettamente, parcheggia, prende il tram e arriva velocemente. Lui diceva, mi scusi se mi insisto, lui diceva, guardi, se per esempio mette il parcheggio scambiatore dei Colli, dell'ospedale dei Colli, che è mezzo vuoto quel parcheggio lì, mette un paio di autobus in più, molto probabilmente si riempie e la gente va più in autobus che in macchina. È un problema di cultura e di abitudine in cui bisogna forzare, non obbligare, non mi piace, forzare le persone a utilizzare il mezzo pubblico, è molto importante. Ho gli ultimi 2 messaggi, poi siamo in chiusura. Rapidamente andiamo, Elisabetta, con gli ultimi 2. Cosa pensate di fare per Via Dante, dove tutta la strada è sconnessa e viene pericolosa farla in bici? Elisabetta, l'abbiamo già sentito? L'avevamo, sì, un errore tecnico. Volete verificare se dico la stessa risposta? È un errore tecnico, la redazione ha fatto un errore tecnico, può succedere in diretta perché siamo in ricorsa diretta. Andiamo con l'altro, Elisabetta. Ringrazio per la risposta, peccato veramente che non si possa fare. Comunque va benone anche così. Un consiglio, una piastra di basket e divisa una di calcio a 5 in ogni quartiere sarebbe il top. Diceva sempre quello di prima che voleva i 2 canestri non stiamo rifacendo qualcosa come 19 piastre, un polivalente, per cui 4 sono nuove addirittura. E quindi sono ricondizionate, rifatte 19 piastre in tutti i quartieri. Sì, ma lui diceva, no, ho capito, solo ne vorrei 2. Non riusciamo a fare la seconda. Ho capito. Però questo sta facendo l'assessore Boniglia, sono veramente 19 piastre, 4 nuove zecche, tutto il resto rifatte. Chiudo, Sindaco, ricordo ancora che dal 10 dovete cambiare, risintonizzare il vostro televisore. Investito milioni di euro, te lo pensi? Certo, chiedo scusa, devo sono un po' cinico, milioni di euro spese investite per fare queste 19 piastre. Per fare queste piastre hanno speso molti soldi, dunque, e tra l'altro saranno ancora molto usate. Allora vi ricordo, dovete cambiare il canale, eccolo qui, dal 10 di marzo risintonizzate il vostro televisore, perché TV7 Triveneta non sarà più sul 12, ma come vedete in Veneto sarà sul canale 19 di tutte le province, in Trento saremo sul canale 16, a Bolzano sul canale 15 e in Friuli sul canale 14, quindi risintonizzate dal 10 e potete vederci sul numero 19 e non più sul 12. Grazie Sindaco. Grazie a voi, buona serata. Adesso vi lascio all'informazione di TV7 Triveneta con iReport e vi auguro una buona serata.